Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. È morto dopo un volo di 15 metri il sedicenne che era salito sul lucernario sopra il tetto di un centro commerciale a Belpasso, a Catania. Un testimone racconta, saltava, poi è precipitato. Si indaga per omicidio colposo. Pregiudicato si barrica in casa ad Adrano, è protetto da 2 cani lupo e lancia oggetti in strada. Una notte di trattativa prima della resa. Vittoria spara al nipote dall'auto, poi lo insegue e spara ancora ferendolo alle braccia. Fermato un 3enne, la vittima non è in pericolo di vita. Lo scandalo dei referti in ritardo da mesi all'ASP di Trapani. Adesso si cercano di medici, analisti e un primario. Un calice di vino per denunciare la violenza sulle donne. Sull'etichetta delle bottiglie di Aituzza c'è un QR code per rivolgersi all'osservatorio contro le molestie. Calcio, solo un pareggio al Marassi per il Palermo. Serie C, la perla di Jimenez è il simbolo del Catania che vince 4-1 a Latina. Sconfitte in casa Messina e Trapani. E apriamo con la morte del sedicenne precipitato dal lucernario di un centro commerciale. Prevale la pista dell'incidente, ma restano ancora tanti perché. Sentiamo Orazio Longo. Sembra essere sempre più solida l'ipotesi dell'incidente, anche se il fascicolo aperto è formalmente di omicidio colposo. Indagano i carabinieri di Paternò per la morte del sedicenne catanese originario di Motta Sant'Anastasia, caduto nel tardo pomeriggio di sabato da un lucernario sul tetto del centro commerciale Etnapolis a Belpasso, precipitando a terra dopo un volo di 15 metri. Non si sa ancora bene perché il giovane sia salito sulla cupoletta del lucernario, la cui copertura in plexiglass non ha retto. Gli amici che erano con lui sono stati ascoltati dagli inquirenti e potrebbero essere visionati i loro smartphone assieme a quello della vittima per capire se dietro ci sia stato un macabro gioco, una sfida o qualcosa di simile che abbia indotto il sedicenne a salire sul lucernario, o se si sia trattato invece di una semplice fatalità. Secondo il racconto di un coetaneo presente, il giovane avrebbe iniziato a saltare forse per gioco sulla cupola del lucernario, quando a un certo punto è caduto in mezzo alla scala a chiocciola sottostante. C'erano molte chiazze di sangue, è stata una brutta scena da vedere, dice nel racconto, che dovrà però essere corroborato dagli inquirenti. Del resto sembra che il tetto, parcheggio esterno del centro commerciale, ogni fine settimana sia luogo di ritrovo abituale per gli adolescenti, che lì si darebbero appuntamento per passare qualche ora insieme. Il giovane è morto dopo essere stato trasportato all'ospedale San Marco di Catania, ma le sue condizioni erano apparse da subito disperate. L'apertura del fascicolo è un atto dovuto per eseguire gli accertamenti e verificare tra l'altro se vi siano state eventuali violazioni nel rispetto delle norme di sicurezza. L'ipotesi privilegiata nella dinamica è comunque quella dell'incidente. La procura non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia e ha concesso il nulla osta per la restituzione del corpo alla famiglia. Dolore a Motta Sant'Anastasia, dove il giovane era conosciuto. Il sindaco ha pubblicato un post a nome dell'amministrazione comunale in cui parla di tragedia che colpisce drammaticamente la sua famiglia e sconvolge il nostro paese. Si barrica in casa e lancia oggetti in strada. Una notte di trattativa per fare arrendere un pregiudicato ad Adrano. Simona Mazzone. Alla fine si è dovuto arrendere il 48enne di Adrano, pluripregiudicato, che la notte tra l'8 e il 9 marzo si era barricato in casa lanciando dal balcone oggetti di vario tipo, creando paura tra i passanti che hanno chiamato la polizia. Gli agenti per diverse ore hanno portato avanti una lunga opera di persuasione, mentre l'uomo in stato di agitazione, chiuso in casa insieme a 2 cani di razza lupo cecoslovacco piuttosto aggressivi, ha continuato a lanciare tutto ciò che gli capitava tra le mani. Dischi da palestra in ghisa, palle da biliardo, piatti, sedie, vasi in terracotta, persino pesanti mobili, mentre imprecava contro alcuni parenti. Sono dovuti intervenire i negoziatori della questura e i vigili del fuoco con l'autoscala per raggiungere l'appartamento dell'uomo. Scene da film, insomma. Dopo un primo tentativo di ingresso in casa con un ariete non andato a buon fine perché l'uomo aveva posizionato dietro alla porta una scala in ferro, i poliziotti lo hanno attirato sul balcone per immobilizzarlo con la pistola a impulsi elettrici, ma senza esito. Dopo ore di tensione il 48enne si è arreso, non avendo altra scelta, è uscito dal garage ed è stato arrestato. Gli oggetti lanciati dal balcone, oltre ad avere danneggiato l'autoscala, hanno colpito 2 agenti che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche dell'ospedale di Biancavilla, per loro 6 giorni di prognosi. I 2 cani sono stati sedati dai medici del soccorso veterinario e affidati ad un canile di Adrano.
Zio spara e ferisce il nipote, è successo a Vittoria, nel Ragusano, alla base possibili motivi di natura passionale. Veronica Barbarino. Una violenta sparatoria ha scosso la tranquilla notte vittoriese. Verso le 3 del mattino, tra via Marzabotto e via Milano, secondo le ricostruzioni, l'aggressore sarebbe giunto sul posto a bordo di un'auto, suonando ripetutamente il clacson. Questo gesto avrebbe attirato l'attenzione del nipote, un 28enne, che uscito di casa si è trovato di fronte allo zio armato. L'uomo, aprendo il fuoco, ha ferito il giovane ad entrambe le braccia, per poi inseguirlo a piedi sparando altri colpi. La vittima è stata immediatamente trasportata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri intervenuti sul posto hanno avviato le indagini e fermato il presunto responsabile, rinvenendo anche l'arma utilizzata, una pistola a salve opportunamente modificata per esplodere cartucce. Sulla scena del crimine, inoltre, sono stati trovati 5 bossoli e 2 ogive conficcate in un muro. Il 30enne individuato è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e per reati in violazione delle norme in materia di armi. Si indaga sul movente, probabilmente di natura passionale. A Palermo adesso, dove c'è stata una rissa nel quartiere Zen con coltelli e colpi di pistola. Marco Gullà. Rissa, pugni, coltellate e anche colpi di pistola. Quartiere Zen di Palermo. Ieri sera un pregiudicato del Rione è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. Ignazio Ferrante, 31 anni, questo è il suo nome, è stato ferito con diverse coltellate. Almeno 6 i fendenti riscontrati dai sanitari. Poco dopo è stata segnalata una rissa in via Costante Girardengo, la strada dove abita il ferito. Qualcuno ha sentito anche esplodere dei colpi di pistola. I 2 episodi quindi potrebbero essere collegati. I poliziotti della squadra mobile arrivati sul posto hanno trovato una maglia sporca di sangue. Sono intervenuti gli agenti della scientifica per le analisi che serviranno a capire se è lo stesso sangue del pregiudicato ferito. Gli agenti stanno cercando di capire anche se si tratti di uno scontro familiare degenerato o se ci sia dietro un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. A causa di un incidente mortale avvenuto questa mattina intorno alle 8 è stata chiusa la Catania-Siracusa in direzione Siracusa. Nello scontro sono state coinvolte 3 auto e 2 mezzi pesanti. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS e delle forze dell'ordine. Al momento il tratto è chiuso tra la zona industriale di Catania e lo svincolo di Lentini. E torniamo ad occuparci dello scandalo dei referti in ritardo da mesi, anche da molti mesi all'ASP di Trapani. Adesso è caccia in tutta fretta per reclutare il primario del reparto e medici analisti. Laura Spanò. Dopo lo scandalo all'ASP di Trapani per la mancata refertazione di oltre 3.000 esami istologici e caccia ai medici analisti e anatomopatologi in tutta la Sicilia, l'azienda ha pubblicato l'avviso di un incarico per il ruolo di primario all'ospedale Sant'Antonio Abate. L'ex primario, il dottore Domenico Messina, è andato in pensione a novembre scorso. In realtà Messina sarebbe dovuto andare in pensione nel 2023, ma vista la situazione era rimasto ancora un anno. Ma nel frattempo, da novembre ad oggi, sono trascorsi ben 5 mesi. Ora, dopo lo scandalo e la presa di posizione della Regione, l'avviso è stato pubblicato in meno di 2 giorni. Intanto i vetrini in attesa di refertazione sono stati smistati in altre strutture sanitarie per essere esaminate ed entro il 14 marzo consegnati ai pazienti in attesa da mesi. Per loro una diagnosi tardiva può pregiudicare la possibilità di cura. Ieri poi è saltata la conferenza dei sindaci della provincia di Trapani per il confronto con il manager Croce. È mancato il numero legale e a disertare sono stati i sindaci di Fratelli d'Italia. Croce, in un incontro informale con Tranchida e i presenti, avrebbe detto che l'11 luglio scorso già aveva lanciato l'allarme a cui nessuno quasi aveva risposto. Il sindaco Tranchida, dal canto suo, ha intanto annunciato la creazione di un numero verde per le segnalazioni dei cittadini trapanesi, con la speranza che anche altri colleghi possano seguirlo. L'ombra delle tangenti dietro le forniture sanitarie negli ospedali di Palermo, sotto inchiesta primari e imprenditori. Maglio Viola. Chiederanno con tutta probabilità di essere ascoltati 3 o 4 dei 5 indagati dell'inchiesta della Procura di Palermo su forniture sanitarie e mazzette, finita sui giornali nei giorni scorsi a fronte di una richiesta avanzata al GIP e notificata agli indagati sotto forma di avviso di conclusione delle indagini. Indagini delle quali i 5 indagati non sapevano nulla fino a venerdì scorso. Nel mirino della Procura di Palermo, che ha delegato le indagini alla squadra mobile, 2 primari e 3 imprenditori delle forniture sanitarie. Si tratta di un cardiologo emodinamista
internista dell'ospedale Villa Sofia Cervello e di un chirurgo vascolare dell'ospedale civico, oltre a 3 imprenditori del settore delle forniture mediche, 2 dei quali siciliani. Per 2 anni la squadra mobile li ha seguiti e intercettati, documentando incontri in ospedale ma anche al di fuori delle mura delle strutture sanitarie. Il contenuto delle intercettazioni non è noto, ma ha convinto la procura a chiedere i provvedimenti al GIP. Tutti rischiano l'arresto, anche se ancora non c'è alcun provvedimento giudiziario deciso dal giudice per le indagini preliminari. Per 2 di loro il pericolo di reiterazione del reato o inquinamento delle prove sarebbe nel frattempo venuto meno e dunque non potranno essere arrestati, anche se indagati, in assenza di un improbabile pericolo di fuga. Attualmente gli avvocati stanno studiando l'avviso di conclusione delle indagini e le ipotesi di reato e in base a questo studio decideranno se chiedere realmente interrogatorio di garanzia, che comunque potrebbe non avvenire neanche la prossima settimana, ma slittare fino a fine mese. Solo dopo il GIP deciderà su eventuali provvedimenti. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Anche un calice di vino può servire a denunciare la violenza sulle donne quando l'etichetta nasconde una sorpresa. Ci dice tutto Eva Spampinato. La tutela della donna, l'aiuto per migliorare la sua sicurezza sui luoghi di lavoro può passare anche da un vino, perché a volte la richiesta d'aiuto arriva in modi inaspettati, mentre si è a tavola con amici guardando un'etichetta e scannerizzando un QR code. Da questa idea è nato Aituzza, un Etna Doc Special Edition per sensibilizzare verso il tema delle molestie e della violenza nei luoghi di lavoro, una collaborazione tra Sei Libera e Alcantara Winery. Aituzza è un atto di amore. Io ho incontrato Sei Libera ed è venuta Aituzza. Aituzza è un messaggio legato alla possibilità di difendere le donne sotto tutti i punti di vista. L'etichetta è un omaggio a Sant'Agata volutamente minimalista, con un fondo oro che indica la spiritualità di Agata e soprattutto la forza di contrapporsi a una violenza. Queste 2 minuzze che rappresentano dei valori importanti come quello della fede, della forza e della resilienza soprattutto. Il QR code fa da ponte digitale tra i lavoratori e l'osservatorio contro le molestie e le violenze sul lavoro di Sei Libera. Chi ha problemi di molestie o violenze sul luogo di lavoro può attraverso questo QR code approcciarsi a quelle che sono le risoluzioni che Sei Libera può dare. Al sociale si unisce la storia. Dalle ricerche per creare Aituzza è emerso che Sant'Agata fu una ambientalista ante litteram. Il martirio, che potrebbe sembrare un atto passivo, non era esclusivamente il cuore dell'azione di Sant'Agata, ma ciò che ci aveva colpito era il suo rinunciare al sacrificio, cioè essere libera dall'ordine costituito che la costringeva a un sacrificio per il Pantheon romano. Al via ad Agrigento la festa del mandorlo in fiore, simbolo di pace e fratellanza tra i popoli. Davide Sardo. È ufficialmente iniziata ad Agrigento la 77esima edizione della Festa del Mandorlo in Fiore, evento che celebra l'incontro tra culture attraverso la musica, la danza e le tradizioni popolari. La prima sfilata ha animato le vie della città con i gruppi folk internazionali, regionali e bambini del mondo, protagonisti di uno spettacolo di colori e suoni. Sono emozionatissima. Agrigento è una bella città, fra l'altro è stata candidata e promossa città della cultura, quindi grazie ad Agrigento che ci accoglie. Il corteo ha preso il via da Piazza Pirandello, attraversando il centro storico fino al Viale della Vittoria. Stiamo portando il folklore, il colore, le tradizioni dell'Ecuador. È l'8ª volta che arriviamo ad Agrigento a questo meraviglioso festival. La felicità nostra la vogliamo condividere con la gente di Agrigento. Un viaggio tra le tradizioni di ogni angolo del mondo, reso possibile dall'entusiasmo dei partecipanti e dall'accoglienza del pubblico. Abbiamo portato la maggior parte della festa in piazza, tutto spettacoli di piazza per coinvolgere la città di Agrigento e i numerosi turisti che affolleranno e che hanno già affollato la nostra città. Una settimana di spettacoli e momenti di condivisione che culminerà con la spettacolare Fiaccolata dell'Amicizia ed il Festival Internazionale del Folklore, evento centrale della rassegna nella suggestiva cornice della Valle dei Templi ai piedi del Tempio della Concordia. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva.
Pareggio a Marassi con la Sampdoria per il Palermo che non va oltre l'1-1 e non sfrutta la superiorità numerica. Sentiamo Marco Gullà. Pari e rimpianti, il Palermo non riesce a centrare la terza vittoria consecutiva, pareggia 1-1 a Marassi con la Sampdoria, non approfittando della superiorità numerica per oltre mezz'ora. Un punto che permette al Palermo di rimanere a galla nella zona playoff, ma ovviamente la vittoria avrebbe permesso ai siciliani di fare il cosiddetto salto di qualità. Una partita che comunque il Palermo ha ben giocato, ha dominato per larghi tratti, ma non ha avuto nitide occasioni per sferrare il gancio fatale. L'inizio della partita dei rosanero è da shock. Dopo 40 secondi il portiere Audero serve erroneamente Coda, che deve limitarsi a spedire il pallone in rete. 1-0 e partenza ad handicap per la banda di Dionisi. I siciliani però si rimettono su, iniziano a giocare palla a terra e creano anche occasioni come con Verre, ma è bravo Cragno a spegnere l'ex blu cerchiato. Il lavoro del Palermo è però premiato dal pari che arriva al 40° dopo un corner e un cross di Ranocchia, poi Iampalo, sempre lui, scarica in rete un gran colpo di testa. 1-1 e quarto centro consecutivo per il finlandese. Ripresa e il Palermo a fare la partita, la Samp gioca a corrente alternata e il blackout arriva al 61° con l'espulsione di Akin Samiro per fallo da ultimo uomo su Di Francesco. Rosso diretto, ci prova Magnani più di una volta, ci prova anche Ranocchia come Brunori, ma la porta della Samp resta inviolata. Il Palermo lo sfonda e deve accontentarsi del pareggio. Ha fatto una grande partita, ragazzi sono stati veramente bravi, nonostante magari l'errore iniziale che poteva compromettere tutto, così non è stato, non è cosa da poco e soprattutto è una cosa che importante per una squadra che sta crescendo, è una dimostrazione di consapevolezza e di forza. Poi il rammarico, come hai detto tu, è non aver portato a casa bottino pieno, perché 1 lo meritavamo, 2 abbiamo creato i presupposti, 3 abbiamo giocato mezz'ora in 10 e non siamo stati bravi a sfruttare quella superiorità. Venerdì, prima della sosta, al Barbera, Palermo-Cremonese. In Serie C la perla di Jimenez è il simbolo del Catania che vince a Latina grazie ad una bella prestazione nella ripresa. Marco Carli. La bellezza dello sport sta nella capacità di regalare emozioni. Se poi il gesto che le richiama è un insieme di genio e classe, le emozioni si moltiplicano e allora è giusto per i tifosi del Catania godersi ancora il gol di Jimenez. Splendido slancio verso la vittoria di Latina. Il fantasista, autore di una doppietta, suo anche un gol su rigore, è consapevole della bellezza regalata, ma va oltre. È stata una giocata personale che ci provo in settimana, quindi sono veramente contento di questo gol perché è una soddisfazione incredibile. Poi la prima doppietta con questa maglia è sempre una soddisfazione e poi sì, tutto questo è grazie al lavoro che facciamo in settimana, tutto frutto di ciò che facciamo in settimana. E niente, sono contentissimo di avere un gruppo così, siamo una famiglia. Jimenez dunque serviva come il pane in questo 2025 che prima di Latina aveva riservato soprattutto amarezze, ma serviva a tutto il Catania e nel secondo tempo c'è stato bravo Toscano nella costante emergenza ad azzeccare le mosse giuste, con Lunetta che sulla tre quarti spezza la partita e con Frisenna che lascia nuovamente intendere le sue qualità. Brava la squadra, soprattutto nella reazione al gol dello svantaggio siglato da Ekuban, Latina subito riacciuffato dal rigore di Montalto. Ora bisognerà insistere, una rondine non fa primavera insomma, ma può diventare un segnale. Il finale è brillante, il gol del 3-1, quello del 4-1 raccontano intanto un'altra certezza dello sport. Quando la testa è libera, il resto di solito viene di conseguenza. Sconfitte casalinghe invece per Messina e Trapani. Sentiamo Sergio Colosi. Un altro KO per Messina e Trapani in casa e con lo stesso risultato. Per il Messina è il terzo consecutivo, per il Trapani il secondo. Buona prestazione soprattutto nel primo tempo dei giallorossi che non sono riusciti a fermare l'Avellino vice capolista. La squadra di Banchieri ha sfiorato 3 volte il vantaggio, 2 con Dell'Aquila e il palo di Petrucci, prima di subirlo al minuto 38 con Sunas. Messina è meno vivace nella ripresa. L'Avellino non riesce a chiudere i conti con Sunas ad un passo dalla doppietta e con Patierno sprecone fuori partita. Nel recupero il peloritano Pedicillo vicino al pareggio con parata di Iannarilli.
Classifica critica e play-out complicato, Messina penultima e Casertana lontana, crisi societaria ancora più grave e senza soluzioni, con il sindaco Basile che ha richiamato le parti in causa ad un senso di responsabilità. Se l'1-0 di Cerignola poteva starci, la seconda sconfitta di fila in campionato della gestione Torrente 1-0 per il Monopoli apre una piccola crisi in casa Trapani. La classifica mette a rischio i playoff dei Granata. Al provinciale al 36esimo della ripresa decisiva una rete di destro del difensore Miceli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle 14. A tutti una buona giornata.